La giornata storica per noi sarà quando avremo questa benedetta autonomia. Le resistenze sono ancora tantissime, d'altronde c'è un paese che ha voglia di futuro, che ha voglia di crescere, che ha voglia di efficienza, e una parte di paese e una parte di classe dirigente invece è conservatrice, che preferisce lasciare le cose così come stanno, e non mi sembra che stiano così eccellentemente. Speriamo, è una giornata importante questa sicuramente. Domenica a Pontida quest'anno avete due motivi validi per aggregarvi, sarete sul palco, parlo di Open Arms e parlo anche dell'autonomia. Assolutamente sì, bisogna essere lì, bisogna essere in tanti, perché la richiesta di 6 anni di carcere fatta a Matteo Salvini è assolutamente inaccettabile. Poi d'altronde non si capisce per quale motivo la Lamorgese, che ha lasciato invece i migranti non 6 giorni ma 12 giorni, al contrario di Salvini, invece per lei nulla. Logica vorrebbe che allora per lei 12 anni, invece nulla. Conte, che era Premier, nulla, l'unico che deve pagare è Matteo Salvini. Noi siamo là per dire in maniera chiara e netta, tanto che siamo solidali con Matteo, ma questa è una richiesta assolutamente irricevibile. Poi c'è il tema dell'autonomia, e siamo là per ribadire ancora una volta che è una scelta legittima e di libertà, e che nessuno può toglierci per un tornaconto proprio. Che Pontida sarà per lei? Ma sarà la solita e grande Pontida, perché la mia Pontida è la Pontida del Pratone, è la Pontida dei militanti, è la Pontida della passione, è la Pontida dell'autonomia, è la Pontida dell'impegno sociale, quella è la Pontida, quindi per me sarà la Pontida come tutte quelle che ho fatto negli ultimi 30 anni.